Bimba di 2 anni precipita dalla finestra a 6 metri di altezza a Mogliano, ferita ma viva per miracolo. La madre arrestata per tentato omicidio, l'avrebbe gettata di proposito. Ascolti record per la diretta non stop della sfilata delle penne nell'atto conclusivo della durata nazionale di Trento. Antena 3, la televisione più seguita del nord-est. Tragico incidente sulla 13 nel Ferrarese, 49enne trevigiano alla guida di un mezzo pesante tampona violentemente un'auto con a bordo una coppia, un morto e un ferito grave. Il giorno dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sull'area del Montello la conta dei danni per gli allagamenti delle abitazioni. Liberalizzazione dell'A27, il sindaco di Treviso a Roma per trattare con i vertici di Autostrade e strappare un accordo. L'avversario Mario Conte attacca, dove è stato finora? Ancora attesa per il governo Lega Movimento 5 Stelle, serve ancora qualche giorno per il programma, dicono Di Maio e Salvini. Il deputato forzista trevigiano Baratto dice non saremo stampelle. Stasera ring tra politica e festa alpina. Tappa del Giro d'Italia a Treviso il 18 maggio, il passaggio della carovana rosa porterà ad anticipare alle 12 l'uscita dalle scuole. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che si apre con la cronaca, l'avete visto e sentito dai titoli, e la cronaca della terribile vicenda di Mogliano, una bimba che cade dal terrazzo, 6 metri di altezza, sopravvive per miracolo, e poi i carabinieri che arrestano la madre con l'accusa pesantissima di tentato omicidio. Una mattinata come tante altre, una domenica in famiglia, il pranzo, il gioco della piccola che non ha nemmeno 3 anni. Ma intorno alle 13 il dramma si consuma in un attimo. Dal terrazzo della sua abitazione a Zerman la bambina precipita, 6 metri di altezza, casca al suolo fortunatamente sull'erba che attutisce la caduta a soli pochi centimetri del marciapiede. Sono attimi di panico ad assistere a questa terribile scena, un vicino che non perde nemmeno un minuto e chiama subito il 118. Sul posto arriva un'ambulanza e l'elicottero del servizio emergenza di Treviso. La bimba rimane sempre cosciente, piange e chiede disperatamente del papà. Accanto alla bimba i genitori accorsi subito. Trasportata d'emergenza in ospedale, dove viene ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediate le indagini dei carabinieri che cercano di ricostruire quanto accaduto e presto viene messa da parte l'ipotesi dell'incidente domestico. Agli investigatori qualcosa non torna. Una notte insonne per tutti. Ascoltano più volte i genitori, lei moglianese, lui veneziano, ma poi i militari concentrano l'attenzione proprio sulla mamma fino a quando a notte fonda la svolta. La donna viene arrestata su disposizione del pubblico ministero Massimo Zampiccinini con l'accusa di tentato omicidio. La donna, 41enne, molto probabilmente con problemi psichici, è sospettata di aver spinto la figlioletta di proposito dal terrazzo. Ora si trova nel carcere femminile della Giudecca. In paese questa mattina la gente non parlava d'altro, una vicenda che ha lasciato i cittadini attoniti. Ci possono essere diverse motivazioni, per cui le motivazioni, come ripeto, sono diverse e ognuno si assume la propria responsabilità. Certo che è un fatto molto grave e sarà valutato nelle sedi opportune. Io sono madre di 2 bambine e in effetti essere genitore non è semplice, bisogna avere 3000 occhi, quindi bisognerebbe proprio capire soggettivamente la situazione com'è e come è accaduto il fatto. Non so neanche qualcosa di perché sono robe pazzesche queste qua. I vicini di casa della famiglia raccontano i terribili momenti. Un cane del vicino ha iniziato a guaire, poi hanno visto lo sagomo della piccola nel vuoto ed il tonfo a terra, momenti di panico. La bimba si muoveva, hanno raccontato, e chiedeva del papà. La donna sarà sottoposta a una perizia. Dunque, l'abbiamo sentito, si cerca di capire cosa sia realmente accaduto e soprattutto perché è accaduto questo a Mogliano, a Zerman. La donna forse soffriva di qualche disturbo psichico, forse anche di una crisi post-partum. Il primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 2 dice: tutte le persone coinvolte in questa vicenda vanno ora aiutate. Cosa è accaduto nella mente della mamma di Mogliano che in un attimo ha gettato la figlioletta dal terrazzo? Da questa notte si trova nel carcere della Giudecca e nelle prossime ore verrà sentita dal magistrato. Ogni storia a sé, spiega il primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 2. Non si sbilancia. Queste, dice, sono vicende delicate, ma tutte le persone coinvolte vanno aiutate. Poi aggiunge: quando succedono problemi così seri, ripeto, il rispetto significa soprattutto
capire che dietro a ogni storia, a ogni situazione c'è una situazione particolare, probabilmente una situazione di grave sofferenza, come ce ne sono a oggi nella nostra società, capita, succede, ma non a causa della società in generale, ma a causa del fatto che esistono le malattie e a fronte delle malattie ci sono dei momenti di grandissima sofferenza. Si poteva prevenire tante domande che per il momento non trovano una risposta. Forse, qualcuno dice, potrebbe essere stata una crisi postpartum che potrebbe manifestarsi anche dopo qualche anno. Questa è una situazione molto specifica che rende fragile quel processo di diventare madre che ha una sua complessità. Si sa che non si diventa madre in pochi istanti o in pochi mesi, ma è un processo che comporta anche una trasformazione emotiva, un'assunzione di responsabilità che può destabilizzare. Fondamentale intervenire nelle diverse patologie per tempo. Cos'è un intervento preventivo? Il fatto di poter capire per esempio se ci sono dei problemi, di poter intervenire precocemente. Più precocemente si interviene, più alta è la possibilità di risolvere il problema. Più tardi si interviene, più il problema rischia di diventare grave, e ribadisco, quando un problema diventa serio, quando un problema diventa grave, certamente poi tutti i rischi aumentano. Lasciamo adesso per un attimo la cronaca per parlare della giornata conclusiva di ieri della Donata Nazionale degli Alpini a Trento e iniziando a parlare del record di ascolto registrato da Antenna 3 che ha seguito, come sapete, per tutta la giornata con una diretta non stop il momento più importante, ovvero la grande sfilata delle penne nere. Ritrovate lo spirito che avevano i ragazzi nostri 100 anni fa, dell'una e dell'altra parte. Festa, gioia, ore di emozione e commozione a Trento o incollati alla TV per seguire la lunghissima giornata delle penne nere, la 91esima Donata degli Alpini. Pur non essendo partita con le migliori premesse, centraline dei treni sabotate e scritte ingiuriose, alla fine è stata quella meravigliosa festa che ogni anno le penne nere riescono a regalare, testimoniata anche stavolta dal record di ascolti della lunghissima diretta con la quale Antenna 3 ha seguito l'intera manifestazione e che ha consolidato il primato di emittente più seguita dell'intero nord-est. Migliaia anche gli sms di voi telespettatori che da casa avete seguito la sfilata dal mattino sino quasi alle 10 di sera, quando il passaggio della stecca e la maina bandiera hanno decretato la fine della Donata. Altissimo l'entusiasmo al passaggio delle sezioni del Veneto con momenti di vera commozione. Alpini si resta sempre, non c'è vergogna, non c'è clac, non c'è volontà di strappare l'applauso. Sfila con noi per suo espresso desiderio. Con gli alpini c'è la storia, c'è l'umiltà, c'è la concretezza, c'è il parlare in dialetto, c'è la pacca sulla spalla e c'è anche il calcio sul sedere. Un successo la Donata di Trento, non è riuscita ad eguagliare i record dell'anno scorso di Treviso, ma poco c'è mancato ed è stata davvero ferma la risposta degli alpini a chi voleva sabotare la manifestazione, e così la Donata del centenario della fine della Grande Guerra ha assunto un profondo significato storico e di unità del paese. A Donata alla quale ha voluto partecipare, non accadeva dal 1998, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, salutato dalle frecce tricolori. Siamo doppiamente felici e riconoscenti di averla con noi, signor Presidente, perché ella ci guida in questo momento difficile di passaggio del Paese con mano sicura, e abbiamo in lei, signor Presidente, noi tutti alpini e cittadini, la massima fiducia. Una sfilata e una giornata che non potevano non vedere protagonisti in campo, le penne nere trevigiane. Chi di voi non è stato l'anno scorso a Treviso? Alzi la mano e faccia un cenno. Sono da poco passate le 18 quando le penne nere trevigiane cominciano a sfilare ed è grandissima l'emozione per la terra del Piave, del Grappa e del Montello, terra dove si è fatta l'Italia con il sacrificio di tanti giovani. Primi a sfilare, accompagnati dalla fanfara di Maser, gli alpini della sezione di Treviso, oltre 11.000 iscritti, una delle più numerose. In testa il consiglio direttivo con il nuovo presidente Pio Vesan ed i membri di oggi e di ieri
veri ed ancora nel cuore l'orgoglio della Dunata 2017 destinata a passare alla storia. Particolarmente nutrita la delegazione dei sindaci ed assessori della Marca con la fascia tricolore, ma è lo sfilamento delle camicie a scacchi a dare l'emozione di un fiume in piena. Alpini consapevoli che per poter avere un progresso bisogna dare, bisogna far fatica, ci si devono sporcare le mani. Poi tocca a Montebelluna e alla sezione di Conegliano e al glorioso reggimento di artiglieria da montagna. Col cuore oltre ogni ostacolo, certo col cuore oltre ogni ostacolo, Conegliano, la generosa terra della sinistra Piave. Poi la volta di Vittorio Veneto con le penne nere da tempo al lavoro per l'ormai prossimo raduno interregionale. Su come si lavora a Vittorio per preparare il grande raduno delle sezioni trivenete che ci sarà nella seconda domenica di giugno. Ovazione e sorrisi quando a chiudere la sfilata degli alpini di Marca arrivano le salmerie di Vittorio Veneto con i 4 muli ed uno che a dispetto del protocollo sporca proprio davanti al palco delle autorità. Neanche il tempo di una risata ed il servizio ecologico delle penne nere ha risolto l'inconveniente. Perché gli alpini passano, fanno da terremoto, da tornado, ma poi lasciano tutto in ordine e tutto ancora una volta lindo e pulito. Tanti sorrisi e festa dunque, ma c'è stato anche un momento di commozione quando hanno sfilato con il lutto al braccio le penne nere di Riese Pio X, una sfilata dedicata a Walter Simeoni, l'alpino 58enne di Vallà, morto sabato pomeriggio in uno schianto in moto lungo la Val Sugana. L'uomo stava rientrando a casa dopo aver trascorso la giornata di sabato con i compagni alpini e non poteva partecipare alla sfilata di domenica per un impegno che lo ha richiamato a casa e purtroppo non è mai arrivato. Si è scontrato con un'altra moto condotta da un trevigiano 40enne di Musano, ora ricoverato in gravi condizioni a Trento. Lasciamo adesso la grande giornata degli alpini, ma continuiamo a parlare di purtroppo incidenti mortali sulle strade. Un altro incidente che non viene dal Veneto, come quello accaduto a Trento nella Val Sugana, viene dalla Ferrarese lungo la A13, coinvolto un trevigiano, questa volta un trevigiano 49enne, un autista di un autocarro che ha tamponato violentemente 2 auto in fila nella corsia di Sorpasso. È successo nella notte tra Ferrara Nord e Ferrara Sud. Sul posto i rilevi della polizia stradale di Altedo e purtroppo il conducente dell'auto, un uomo di 37 anni di Reggio Emilia, è morto. La moglie è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in ospedale, come dicevamo, la polizia stradale sul posto. Invece nella Marca trevigiana un'altra vittima, lo sappiamo, sabato notte, un'altra purtroppo vittima del sabato sera, la 18enne Martina De Faveri, e si resta con il fiato sospeso per le condizioni dei suoi 2 giovani amici. Sono ancora ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale i 2 giovani rimasti coinvolti sabato sera nel terribile schianto a Colfosco di Susegana. Nell'incidente ha perso la vita Martina De Faveri. La ragazza solo 3 settimane fa aveva compiuto il suo 18° anno. Una tragedia che ha lasciato il paese sotto shock. Martina era felice, aveva deciso di trascorrere una serata con gli amici, in macchina anche il fidanzato rimasto gravemente ferito. La vita della 18enne, residente a Riese Pio X, si è spezzata sabato notte in via Mercatelli Sant'Anna col Fosco di Susegana. Era a bordo di una Volkswagen Polo con altri 4 giovani, una ragazza di Miane e 3 ragazzi di origine marocchina della zona di Soligo, tra i quali il suo fidanzato di Col San Martino. All'uscita di una curva l'auto è sbandata, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata contro una vettura con a bordo 2 coppie di sernaglia. Per Martina, che pare fosse nel sedile posteriore, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Immediatamente soccorsi invece gli altri 2 giovani sono stati trasportati in ospedale a Treviso e Conegliano, dove stanno lottando tra la vita e la morte. Toccherà alla polizia stradale di Castelfranco stabilire la dinamica dell'incidente. Nelle prossime ore la procura aprirà un fascicolo per il reato di omicidio stradale. Ed ora sul Montello, il giorno dopo il pesante nubifragio che ha colpito tutta l'area, c'è la conta dei danni. È stata una bomba che ci ha messo veramente in grosse difficoltà. Abbiamo avuto acqua che entrava da tutte le parti. In strada c'erano
30 centimetri d'acqua, un canale che correva. 120 mm d'acqua in meno di un'ora, un diluvio, quello che ieri intorno all'1 si è abbattuto sul Montello allagando strade, case, campi. Il violento temporale è arrivato all'improvviso, in pochi istanti il cielo si è fatto plumbeo e un'enorme quantità di pioggia ha mandato in breve in tilt il sistema di deflusso delle acque. L'area più colpita è quella di Giavera del Montello, dove i vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi. 3/4 d'ora è stato una cosa grande, un disastro. Qua via Stradella l'acqua veniva giù come un torrente, non era una strada ma era un torrente. Qua veniva giù acqua a manetta. Tombini scoppiati, fossi e canalette tracimate, strade trasformate in breve in torrenti. I danni più gravi con la tracimazione del Brentella. Il motore del cancello non va più, tutte le macchine piene di acqua e dopo danni in casa che c'è da buttare via un mucchio di roba perché quando va sotto acqua. Qua è tutto alzato perché era alta fin qua, ogni tanto da qua. E qua ancora da tirare via perché c'è un problema, ma sto mobile qua sotto lì fango. Beh guarda, sto io adesso per pulire adesso in questo momento, guarda. E qua era un disastro, acqua dappertutto. Guarda, c'è ancora residui di acqua e ho dovuto levare via le porte per metterle sopra perché altrimenti il legno si rovina. Sicuramente quella di ieri è stata una precipitazione eccezionale, anche se l'allerta ai comuni è arrivata quando aveva già iniziato a piovere. L'allerta l'abbiamo avuto alle 13, ma sono casi questi che neanche un'allerta fatta magari qualche ora prima può dare dei risultati, perché è talmente una cosa eccezionale, improvvisa, che non ci ha lasciato neanche il tempo ma anche di organizzarci. Ma molti residenti, pur riconoscendo l'eccezionalità dell'evento, puntano il dito sulle paratoie del Brentella. Quando c'è queste brandane d'acqua dovrebbero aprirsi, lasciare scorrere l'acqua, invece salta fuori l'acqua dal canale, corre giù per i campi, viene giù di qua e qua fa il disastro, qua si allaga. Il problema è a monte, perché l'acqua arrivava dal Montello e si scaricava nel canale. Nel canale ci sono delle paratie che portano, una volta aperte, nel canale della Vittoria. Queste paratie sono rimaste chiuse. Controdanni dunque e anche polemiche. A proposito di polemiche, la questione di viabilità, la liberalizzazione dell'A27 diventa terreno di scontro sulla campagna elettorale a Treviso. Partiamo dalla notizia, e cioè che il sindaco Giovanni Manildo e il presidente del Consiglio Comunale di Treviso, Franco Rosi, hanno incontrato oggi a Roma i vertici dell'A27 per chiedere la liberalizzazione del tratto Treviso Nord-Treviso Sud. È stato un incontro molto positivo, ha detto Manildo, abbiamo individuato un percorso per la liberalizzazione. Manildo e Rosi erano partiti con l'obiettivo di aprire un tavolo che prendesse in esame almeno il tratto autostradale compreso tra le uscite Treviso Nord e Treviso Sud. Esito dell'incontro che è andato superiore alle attese, ha rilevato Rosi. Il tratto di autostrada infatti su cui andremo a lavorare potrebbe comprendere anche l'uscita di Preganziol. Ora ad Autostrade è affidato il compito di lavorare sulle modalità e le cifre di compartecipazione, mentre il compito di Treviso sarà quello di continuare a svolgere da punto di riferimento per i comuni interessati. Abbiamo posto le basi, ha concluso Manildo, per un passaggio fondamentale per la nostra città. Notizia che è rimbalzata ovviamente nell'accesa campagna elettorale, perché Mario Conte ha subito attaccato dicendo Manildo sembra uno di quegli studenti che per tutto l'anno non ha studiato, poi arriva a maggio e tenta recuperi impossibili. Il sindaco, continua Conte, continua a scherzare con il fuoco, liberalizzare l'A27 fino a Preganziol con cifre di compartecipazione che ora la società Autostrade dovrà studiare. Sarà bene chiarire, dice Manildo, dal momento che Autostrade non è una società che di solito fa beneficenza, la grande intesa altro non significa che i costi della gratuità se li dovrà accollare il comune, che dovrà per forza coprirli in qualche modo. Terreno di scontro dunque la A27 tra i due principali avversari, Manildo e Conte. Dalle polemiche per la campagna elettorale delle amministrative alla politica nazionale. Ebbene, oggi c'è stato il passaggio al Quirinale di Di Maio e di Salvini, entrambi dicono ci vuole ancora tempo per mettere a punto il programma. Più soddisfatto certamente Di Maio nelle sue dichiarazioni di un Salvini che dice ci sono ancora distanze sui programmi, si inizia o ci salutiamo.
entrambi d'accordo sul fatto che ci vuole ancora qualche giorno. E intanto Forza Italia ribadisce per bocca anche del suo deputato forzista trevigiano Raffaele Baratto: voteremo questo esecutivo solo se sarà all'altezza dei problemi, noi non saremo una stampella. Sentiamo allora proprio le parole di Baratto, ma anche quelle del senatore leghista Andrea Ostellari. Noi, se ci sono dei programmi, delle proposte fatte bene che vanno nel verso giusto per l'interesse dei nostri italiani e del nostro territorio, sicuramente non avremo nessun modo di votarlo, ma non è votare contrario. Chiaro è che non faremo sicuramente la stampella di nessuno, questo è poco ma sicuro. Voteremo solo quegli argomenti e quei programmi che vanno e faranno il bene per l'Italia e basta. Siamo stati chiari, poi vedremo se voteremo o se asteremo, dopo questo sarà il Presidente, sarà il gruppo di Forza Italia a deciderlo, ma ripeto, lo decideremo per quanto riguarda il programma. Chiaro che se fanno un programma che non sta in piedi non potremo sicuramente votare a favore. Ultima cosa, dovesse esserci un voto contrario, l'alleanza con la Lega finisce? No, noi abbiamo detto a questo governo non siamo sicuramente favorevoli, noi siamo favorevoli, se ci sono delle proposte che vanno per il verso giusto, per noi assolutamente non è giusto e credo neanche corretto per gli italiani o per dove amministri bene insieme alla Lega a fare discussioni per quanto riguarda questo. Con Forza Italia non succede assolutamente nulla, sono stati chiari, è stato chiaro il loro presidente, Silvio Berlusconi ha fatto un passo a lato per permetterci di lavorare, credo che in molte ipotesi si possa essere anche una convergenza, magari poi dovremo vederle caso per caso, ma anche se Forza Italia non dovesse essere d'accordo, cioè, questo non significa nessuna crisi anche locale, credo che si possa lavorare ancora bene insieme. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, ripartiamo parlando di decoro urbano e parliamo di un'iniziativa che si svolge nel fine settimana a Conegliano. Piedi sporcati dalle deiezioni dei cani, mozziconi di sigarette buttati a terra in ogni angolo, lattine e bottiglie rotte non sono una bella immagine sia per i residenti che per i turisti. L'amministrazione comunale di Conegliano, in collaborazione con Savno, vuole combattere il degrado presente in città, dando al via la prima edizione di primavera Conegliano Città Pulita. Sabato 19 maggio per i cittadini sarà possibile unirsi ai gruppi e alle associazioni che da anni partecipano all'iniziativa. Un modo efficace e concreto per indirizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente. In modo da tenere sempre alta l'asticella e l'attenzione sul problema dell'abbandono e del decoro della città. L'assessore all'ambiente Claudio Toppan ha sottolineato la rilevanza di una collaborazione tra comune e volontari, scopo dell'iniziativa affidare le zone della città ai rispettivi gruppi che si occuperanno delle pulizie di primavera. Soprattutto le aree pubbliche dove c'è soprattutto i bambini, dove c'è il centro storico, che c'è anche il turismo e la gente che passeggia ed è il nostro bigliettino da visita della città. Spesso non siamo informati abbastanza su quanto le nostre azioni di riciclo dei rifiuti possono fare bene all'ambiente. Ecco allora che gli studenti di Conegliano potranno partecipare al progetto di formazione Ricrearti. Grazie al riciclo si cerca di educare i giovani a trasformare i materiali in creazioni speciali. Spieghiamo appunto ai bambini e ai ragazzi fino alla seconda superiore come trasformare gli oggetti destinati a essere buttati in risorsa, quindi grazie alla creatività in qualcosa di nuovo. I giovani cosa devono capire? Che tutto può rinascere se visto con un altro punto di vista. Parliamo adesso del Giro d'Italia, come sapete la tappa veneta e quindi anche trevigiana è il 18 di maggio e sapete il suo clou sarà Nervesa della Battaglia, ma ci sarà anche ovviamente il passaggio nel capoluogo trevigiano della Marca e dunque, come da disposizioni della prefettura, la polizia locale ha mandato una nota oggi informando che il venerdì 18 maggio tutte le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Treviso anticiperanno la chiusura alle ore 12.
A causa della chiusura delle strade, sin dalle ore 13:30 Mom sarà impossibilitata a svolgere i servizi di trasporto scolastico. L'anticipazione alle ore 12 consentirà il trasporto degli studenti presso tutte le destinazioni. Visto l'orario del transito, anche le scuole che fanno il tempo pieno non potranno essere raggiunte dal gestore del trasporto scolastico, in quanto le strade verranno riaperte 15 minuti dopo il passaggio degli atleti e perciò non prima delle ore 16. Quindi genitori, segnatevi questo anticipo, chiusura anticipata delle scuole di venerdì per quanto riguarda la città di Treviso. Adesso siamo davvero in chiusura, vi ricordo, fra pochissimo 20:10, allora parliamo di politica, tanti temi sul piatto e ospite di Ferdinando Varino è il candidato sindaco del centrodestra per Treviso, Mario Conte. E poi alle 21:15 c'è Ring, come ogni lunedì torna il talk show che mette la politica alle corde, è una Ring a due facce oggi perché parleremo di politica ovviamente con le novità della giornata da Roma con il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia e la senatrice Erika Stefani della Lega Nord. Ma alle 22:15 si parlerà anche degli alpini, ovviamente è impossibile non parlarne dopo la grande giornata di ieri con il generale Renato Genovese che è stato il presidente del comitato organizzatore di Trento 2018 e Francesco Introvigne della sezione ANA di Vittorio Veneto. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di martedì 15 maggio. Sul Veneto molte nubi sin dal mattino con rovesci e temporali sparsi ma più probabili su Bellunese e Veneziano, tuttavia con qualche pausa più asciutta e anche soleggiata specie sui settori meridionali. Temperature fresche minime tra 10 e 12 gradi, valori massimi compresi tra 12 e 19 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di tempo molto perturbato, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione, fenomeni in cessazione entro la nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 14 e 17 gradi circa. Nessuna novità sul Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà molto instabile ovunque con fenomeni temporaleschi diffusi, localmente anche di moderata intensità, ma migliorerà ovunque già entro la nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.